Udite udite, i pirati sono tornati. Ebbene sì signori, qui è il vostro Lord Perso che è qui per narrarvi le gesta di un piccolo gruppo di lumachine che è cresciuto così tanto da creare una gilda pirata, che è cresciuta così tanto da diventare un impero e da essere distrutta da una civiltà avanzata che temeva la crescita dei pirati. E ora ci troviamo a raccogliere le ceneri, l'eredità di questo passato imperiale e ritornare grandi, sfidando senza avere i minimi numeri per poter comparare il nostro impero caduto. Ecco, nonostante ciò, lo stiamo comunque sfidando in un'impresa che ha qualcosa di epico. E se vinceremo, torneremo vittoriosi. Anzi, sicuramente vinceremo, torneremo vittoriosi, ma soprattutto liberi. Adesso abbiamo già liberato un nostro vecchio pianeta, nel quale incredibilmente le lumachine pirata che erano su questo pianeta si sono viste togliere le catene e tornare a lavorare, ovviamente, tornare a lavorare per l'impero. E quindi, signori, un sogno che si è avverato. Questo è quello che, diciamo, racconta un po' la propaganda, ecco. La realtà è che ci sta piombando addosso una flotta da 350k. E boh, vedremo come andrà avanti, signori. Ma i pirati non hanno mollato prima con l'impero diviso e non molleranno adesso. Quindi mi raccomando, premete quel tasto maledetto del like se vi piacciono questi contenuti. E buona visione, ragazzi. Voi benissimo, avete fatto quello che dovevate fare. Tornate indietro, che adesso andiamo a attaccare questa mega base nemica. E ci proviamo, ragazzi. Non so se tenere le forze, però tanto che senso attaccare 300... Aia, stanno venendo proprio da noi, tra l'altro. Stanno venendo proprio da noi. Va bene. Devo stare attenti, No, dove vanno? Dove sono andati? Non li vedo. Raduno silenzioso. È inaccettabile, fateli a pezzi. Oh, si sono radunati, si sono riuniti. L'IA si è radunata. Fateli a pezzi, signori. Sono sfuggiti al controllo. Non li vedo, ragazzi. Dove sono? Sono andati qua. Ok, dove vogliono andare? Dove stanno andando? Non lo so. Forse a far fuori questi? Non lo so. Non riesco a capire, ragazzi. Comunque ce la siamo cavata. Cioè, se attaccano di là, noi siamo a posto. Noi siamo a posto. Qui intanto ho recuperato un po' di terreno, sì. Qualche zona l'ho recuperata, va bene. Ma a me interessa espandere questa zona qua. Perfetto, intanto questi stanno tornando. Benissimo. Allora, tu continua allora a prendere tutta la roba. Voi flotte. Ok, voi. Tranne te, venite qua. Adesso proviamo a tirar giù uno degli avamposti più grossi che hanno loro. Qui intanto siamo messi benissimo. Questa roba qua che ho preso, ho recuperato delle risorse, è buonissima. Siamo infatti schizzati a 161, ragazzi. Tanta roba. Tanta roba. Qui avevo fatto una starbase più piccola, eccola qua. Ok, devo ancora andare sull'hub di logistica, dai. Dai. Ok, allora a questo punto, se non vengono più qui, riparto col progetto della Starbase, anche qua. No! No, ragazzi! Non me ne sono accorto. Sono giampati alle nostre spalle. Probabilmente hanno preso esattamente il tubo che stavo per... cioè il tubo, scusate, il collegamento che è questo portale qua. Che stavo per far saltare. Ai. Qua ci annichiliscono. No. No, ragazzi, no. Non abbiamo praticamente fatto niente.
Mamma mia, ragazzi, che botta. Che botta. Vabbè, però un pianeta l'abbiamo recuperato, dai. Forse, forse no. Allora, corriamo alla capitale. Qual è la capitale nostra? È questa la capitale nostra. Non mi ricordo. Sì, capitale imperiale. Andiamo a proteggere la capitale imperiale con le nostre truppe. Eccola qua. Andiamo qua, sbarchiamo qui le armate. No, ragazzi. Potevamo fare qualcosa. Potevamo fare qualcosa. Ma se ti dico di jumpare qua, mi jumpi? No. Tenta comunque la fuga. Ah, girano. Girano, vediamo cosa fanno. Magari. Boh, magari. Magari ci lasciano stare. Realizziamo una ipervia rapida che l'avevo tenuta. Per i casi particolari. Questo potrebbe esserlo. Ok, qui hanno recuperato. Vediamo dove vanno. Attenzione, curvano. Ok, qui intanto abbiamo collegato la nostra capitale, casomai in futuro ce ne servisse. Vanno nell'ipervia, vediamo dove vanno. E se vanno nell'ipervia teoricamente si allontanano da noi. Comunque ci hanno eliminato, ragazzi, in pochissimo tempo hanno eliminato tutte le nostre gloriose flotte. Posso richiamare ancora i Vermozzi io, usando il potere? Dove sono i poteri? Qua. Posso richiamarle? Sì, posso ancora richiamarle. Quindi potrei far spawnare 50k così al volo. È chiaro che è pericoloso. Andiamo a curarci. Ok, è tornata. Ah, forse stanno inseguendo loro. Vediamo. Vediamo. Intanto andiamo a curarci e poi ne parliamo. Ok, sono arrivati anche loro. Sono già rigiampati fuori. Questi cosa sono i Vermozzi? No, la flotta dimensionale. Ok. Sta laggando un po' tutto. Si sono spostati di qua. E riprendono probabilmente il portale. Devo far fuori questo per iniziare a toglierli dalle scatole. Intanto qui gli attacchi come vanno? Abbastanza male direi. 63.000, 58.000 e i nostri... Però sono contento che il mosaico collassi su se stesso. Sono veramente contento. Qua si sono espansi, bene. Cioè bene ma male, vabbè, insomma avete capito. Non vedo le altre flotte. Però la guerra per procura, ragazzi, è un'arma potentissima. Non avevo mai usato in Stellaris, anche perché di solito non vado a fare una brutta fine così. Dai che abbiamo le carte in regola per fare dei danni ancora. Dai. Dove sono proprio spostati, perfetto. Ok, sono arrivate tutte le tre. Le flotte, curiamoci. E con questa ripartiamo e riandiamo a attaccare qua. Cerchiamo di fare più danni possibili. Lasciamo però magari che se ne vadano. Vabbè, no, ormai. Ok, partiamo. Tanto non siamo solo che un fastidio per loro. Non siamo solo un prurito, quindi... Ok, sono spostati, perfetto. Vai te a sapere dove sono andato. Qua, sembrerebbe. Sembrerebbe qua. No, non è vero. Semplicemente è uno dei portali, ok. Chissà dove sono finiti. Sono finiti qua sopra. Ok. Sono finiti qua sopra. Sembra che siano intenzionati a prendere un'ipervia. Allora aspettiamo. Lasciamoli andare. Nel frattempo effettiamo un salto. E lo effettiamo qua il salto. Ah. Aspetta. C'è una piccola flottina. No, che salto. No, torna indietro. Questa la possiamo andare a battere, ragazzi. Questa la possiamo andare a battere tranquillamente. È una nave da sola. Minchia, una nave 20k. Però ci sfugge. Vediamo se riusciamo a prenderla così. Vediamo. No, ma ci sfugge questa nave qui. Voglio vedere dove va a finire. Facciamo un jump e jumpiamo qui in modo tale da prendere queste risorse. Forse. Vediamo. Proviamoci. Intanto vedo che qua possiamo
Jumpare ulteriormente, vai, jumpa. I lavoratori brucizzati si sono opposti all'arrivo di alcuni operai del bavoso, affermando che la recente attività geotermica della regione ha reso la zona non sicura per gli organici. Stranamente le nostre indagini planetarie non sono state in grado di confermare queste affermazioni. Perché i robot dovrebbero mentire? Inviate comunque i lavoratori. Inviamoli. Sta succedendo un po' di casini, ragazzi. L'IA si sta comportando in maniera strana. Incidenti legati alle IA. Vediamo. Attenzione, la nave è tornata indietro, quindi fermi un attimo qua. Arrivano per farci le chiappe, ma arrivano i rinforzi. Ah, cazzo. Gli altri, ok, arrivano anche gli altri. Ok, attaccate. Attaccate, segnali attività di contrabbando. Abbiamo avuto, vabbè, era contrabbando, quello che non volevano farci venire. Ok. Dai, dai ragazzi, forza, forza. Attaccate, attaccate, distruggeteli quelli del Corelliano. È una nave da sola. Giampata via la nave. Prima vittoria contro i Careliani, probabilmente anche l'unica. Ok. Però alziamo il morale, ragazzi, alziamo il morale. E il territorio diventa nostro. L'amministrazione ora riferisce che dopo l'arrivo della regione predestinata, gli operai di Bavoso hanno scoperto che gli abitanti robotici sono scomparsi. Suggeriscono che abbiano abbandonato l'area in tutta fretta. E te credo, abbiamo attaccato un nemico troppo potente. Dai, dai, dai che ci credo, ragazzi. Voi ci credete con me? Forse non è l'ultima puntata questa. Forse no, forse abbiamo speranze. Attenzione perché, aia, stanno prendendo tutte queste regioni. Male, male, molto male per noi. Molto, molto male. Ah no, qui c'è il covo dei pirati, no. Vieni qui. Molto, molto male. Come nessun ordine. Dai, fai la stazione, forza, cazzo. Curiamoci. Curiamoci. Abbiamo la possibilità di fare anche delle armate più grosse, cioè delle navi più grosse, però una cosa alla volta. Allora, qui intanto mi hai prodotto la stazione. No, non ancora. Dagli, raga, dagli. Allora, vediamo di riprenderci un po' di nostri territori. Vediamo. Questi sono tutti appannaggio nostro. Ok, questi dovrei sudarmeli. Vediamo. Rivendicazioni. Qua sono tutti nostri. Ok. E potremmo anche unire. Se prendessimo questi due territori qua, uniremmo un bel po' di territori. Dai, 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 forza ragazzi. Una nave intanto che l'abbiamo fatta fuori. E che qua sono praticamente inarrestabili perché recuperiamo un po' di schiavi e andiamo qua a recuperarli. Li mandiamo su qua, sì va bene. Oddio, qui 9000 addirittura. Facciamo così. Su Gish li abbiamo mandati. Non so se la scelta è giusta, ma penso di sì, perché mi sa che... Ok, no. Ok, va bene qua. Va bene. Dai, dai, dai. Ragazzi, forza, crediamoci. Malfunzionamento dei sistemi. Un'argentea tragedia. Lasciamo che l'IA della stazione continui le operazioni senza equipaggio. No, no. Qua c'è lo scontro, Qua c'è qualche scontro, c'è. 52.000. Ma è troppo forte la flotta. Però guardate, guardate, guardate che iniziano ad arrivare. Iniziano ad arrivare tutti contro i careliani. Godo. Per una volta essere un maledetto suddito funziona. Li stiamo attaccando da tutte le parti, ragazzi. Si vede che stanno sulle palle un po' tutti i careliani, non solo a me. Mi verrebbe da dire. Mi verrebbe da dire. Ok, la flotta è rinforzata. Andiamo subito a prendere questo in modo tale da... Ai. Sono tornati indietro. Sono tornati indietro. Tentano il colpo gobbo. Potrei andare a aiutarli. Potrei, sì.
Vediamo se ce n'è bisogno. Ah, li attendono qui, li attendono. 37, sono 100k. E questi sono 122 appena. Allora, attenzione perché potrei prepararmi per il jump. Adesso attendiamo un attimo. Non riesco a capire se c'è lo scontro, ma sembrerebbe di sì. Ma sono dei pazzi questi. Cioè, si spostano, attenzione, e arrivano qua. Perché credono di vincere, probabilmente, perché sono 122. Ma, signori, i pirati adesso interverranno e ribalteranno. No, non posso trasferire questi. Questi sì, ok. E gli altri? Gli altri no, maledizioni. Vabbè, voi continuate la vostra strada. I pirati ribalteranno, attenzione. Loro fuggono. No, no, come fuggono? Non fatemi morire come uno stronzo, eh. Questi fuggono. No, ok, intervengono. C'è il combattimento. Ok, ci siamo anche noi. Ci siamo anche noi. Quanto portiamo? Vabbè, 6.000 portiamo. Poca roba. Poca roba, però non si molla. Ho fatto una cavolata, ragazzi. Perché loro si sono disuniti. Invece di attaccare tutti assieme, ho fatto un casino, vabbè. Più che altro non posso aiutarli. Gli unici che potevano erano questi, ma non... Porca miseria. Vabbè, interveniamo comunque anche noi. Stiamo già subendo dei colpi prima ancora di attaccare praticamente. Ok, siamo entrati nel vivo dello scontro. Passati a 21 loro, grande vittoria. Possiamo dire che è stato merito nostro, possiamo dirlo. Possiamo dirlo o non possiamo dirlo? Non lo so. Qua c'è qualcosa che ci aspetta. Un habitat. Un habitat che potrebbe diventare nostro. E qui cosa c'è? Un orbitale. Un orbitale. Allora, prendiamo la nostra flotta che via, 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 via subito, ragazzi. Non c'è salvezza. Non c'è no! Fuggite voi, sciocchi! Fuggite! No! No, polverizzati. Ma siamo in tanti, ragazzi. Ce la possiamo... No, niente, catturati tutti. Catturati tutti. Ah, ragazzi, che difficoltà. Che difficoltà, che difficoltà. Però ce la possiamo fare perché siamo in tanti, ragazzi. Siamo come le formichine. Non riesce a farci fuori tutti. Forse 325. Comunque mi sembrano un po' più bassi, ecco. Un po' più... abbiamo progetti di ricerca in modo tale da recuperare un po' le risorse. Qui attendiamo che ritorni la flotta. Ricordiamo che posso avere ancora un'altra flotta da 50, quindi adesso torniamo a casa base. Facciamo danno, torniamo a casa base e rinfocilliamoci, perché posso rinfocillarli questi, quindi non male. Da qua, ah no, è un'altra. Ok, ce ne sono ce ne sono diverse, va bene. L'abbiamo capito. Allora, qui c'è qualcuno che sta attaccando. Ok, qui c'è qualcuno, però anche loro vedo che sono molto, molto blindati. Dai, ragazzi, venite a darci una mano. Attacchiamo tutti questo. 21k vedo, comunque non mi sembra particolarmente impegnativo. Ok. Qui abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Studiamo. Tra l'altro io tolgo anche di più a loro, quindi molto bene. Qui stanno ricostruendo la Starbase praticamente. E probabilmente arrivano da noi. Comunque abbiamo un surplus di risorse pazzesco. Posso andare a sbloccare qualche artefatto, robe militari. Facciamo danno agli scudi. Ok, ingegneria, basta, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Invece dal punto di vista dei filamenti, ok. Qua è lunga, qua è lunga. Qua è lunga, andiamo a fare però così. Creazione rapida ipervia ci vuole 392 giorni. Va bene. Dai, ci siamo ripresi qua. Ok. Adesso torniamo in casa base a curarci e ci rinforziamo.
Sì, ci rinforziamo. Partite con la mega produzione di roba. Ok, perfetto. E torniamo un po' ai fasti. Loro stanno prendendo un'ipervia, quindi non vengono qua. Ok, si stanno spostando qui. Vediamo. Ok. Ok, si stanno stanno allontanando da noi. Probabilmente non ci considerano una minaccia. E hanno ragione. E hanno assolutamente ragione. Bene, bene, bene. Allora, io ci riprovo. Voglio una starbase qua, che fa un po' da tappo e da blocco. L'idea è quella, poi vediamo se riusciamo a farcela. Intanto è spawnata l'altra. Facciamo un bello ormeggio. E qui sotto vediamo cosa possiamo fare. Potremmo fare un silos per le risorse. Facciamo un bel silos, dai. Dispersa in azione. Abbiamo perso. Ok, è tornata la squadra. Perfetto, andate a ripararvi. E recuperate anche voi. Allora a questo punto qua facciamo così e qua così, perché non ho bisogno qui di capacità navale. Qui invece potremmo fare capacità navale. Ne lasciamo ancora uno per ora. Però ragazzi abbiamo recuperato un pianeta, quindi tanta roba. Tanta roba. Tra l'altro un pianeta con 4600 dei bavosi. Non male. Questo ci dà un bel boost. E dobbiamo trovare altri sistemi che hanno questa roba. Ok, qui l'abbiamo fatto. Costruiamo qua. Perfetto. Poi il prossimo attaccare loro, Oh, qua ok, qua ci siamo. Abbiamo recuperato. I vermozzi non possono essere uniti con loro? Non lo so, boh, adesso vediamo. Si può fare l'upgrade però. Ok, va bene. Teniamoceli qua buoni. Ho visto per un momento un rosso. E sono jumpati di qua. Ok, va bene. Tanto non ho le risorse per... Fammi almeno leggere questa ricerca, per favore. Perfetto. Perfetto. Vabbè, abbiamo recuperato minerali, vabbè. Vattene via da qua. Tu, ok, vieni qui a lavorare. Perfetto. Dai, ragazzi. Dai, dai, dai. Ok, perfetto. Allora, posso fare le cittadelle. Oppure capacità più silos e risorse. Questa sarebbe tanta roba. Quello sarebbe tanta roba. Andiamo sui silos. Andiamo sui silos. Perché ho bisogno di incamerare più risorse, ragazzi. Qui abbiamo perso, va bene. Però qui quanto è? 15.000. Cerchiamo di convertirli un po' qua alla guerra. Che cazzo me ne faccio del commercio qui? Vedo che si stanno un po' avvicinando, ma non sono grossissimi, non sono grossissimi. Potrei effettivamente tentare qualcosina. Allora, prendiamo i mermozzi del vuoto e li portiamo di qua. Ok. L'ipervia mi costa 25. Loro dove vanno? Vengono di qui. Allora, cerchiamo di non perdere il pianeta. Ci mettiamo lui. Sì, no, non posso. Ok. Allora, tu unisciti a lui. Allora a questo punto... Vabbè. Cazzo, non volevo perdere questo avamposto qua. È un'unica nave. Porca miseria. Capitali connesse, va bene. 44.000. No, non ce la faccio. Devo rimanere un po' in difesa. Andiamo qua allora piuttosto. Ok,
Ok. Attenzione. Ok, si spostano, va bene. Benissimo, qua vedo un attacco, perfetto. Allora, dove sono i miei? Dove sono i miei... Le mie armate dove sono? Qua. Imbarchiamole, ok. E ci spostiamo qui e andiamo a attaccare. Allora, dov'è? Qua. No, aspettate. Così. Attacchiamo qua. Dove sono le mie armate? Ok, una da quella da 23k è arrivata. Qua... Vabbè, però ce la possiamo giocare. Vediamo qui dove sono loro, cosa fanno. 44, sembra che si spostino. Allora, se si spostano, attacchiamo qui, noi. Gli altri arriveranno. E gli altri arriveranno. Ok, siamo arrivati, perfetto. Sbarchiamo le armate. Ok, 500, non mi interessa, ottimo. Perfetto, foresta dei pugnali volanti. Ci facciamo un'organizzazione per scoprire segreti. Non mi interessa adesso. Unità. Commercio. Xenofobo. Facciamo società in evoluzione. Facciamo unità mensile. Unità mensile. Dai che ci riprendiamo anche questo sistema. Ripreso? Già ripreso? No, non ancora. Ci stiamo scontrando. Assaltatori di fortezze. Pianificatore di incursioni. Oppure guerriero. Danno contro le basi stellari. Stazioni di transito. Danno armata, danno collaterale armata. Però tu non sei un uomo da armata. Tu sei un assaltatore di fortezze. Dai. E voilà, l'abbiamo recuperato. Uno. Ce ne sono degli altri qua. Perché non è diventato mio? Questo cos'è? Una mega struttura. Forse perché devo assaltare anche la mega struttura. Non lo so. Però qua... No, forse perché non l'ho ancora preso. Ok. Ok. Tra l'altro li abbiamo intercettati, quindi... Benissimo. Perfetto. Qui l'abbiamo perso, sì, ma il sistema ci rimane a noi. Ok, fa niente, ma abbiamo il pianeta. Andiamo in deficit, ma abbiamo il pianeta. Qua come siamo messi? Ai, fermi. Tornate indietro. Tu, occultati. Loro se ne vanno perché stanno per arrivare. Ok, voi unitevi a questo punto. Ok. Voi tornate indietro. Ok, perfetto. Invasione. Tornato un pianeta a noi. Perfetto. Cosa abbiamo guadagnato a sto giro? A parte questa roba qua. Questa fortezzina qui. Abbastanza potentina. Anche se a noi non è che ce ne freghi più di tanto. Non mi piace questa configurazione. Facciamola così per favore. Ok, perfetto. Ma abbiamo guadagnato questa cittadella che ha un'industria mista. Centro avanzato di repulsione della tempesta. Che schifo. Rimpiazziamolo con generatori di scudi planetario. Con centro medico per Pokémon. Robotico. E una bella fortezza. Qua ci vuole, secondo me. Fortezza. Qua. E una roccaforte. Qui l'industria mista la rimpiazziamo con... Possiamo fare fonderie. E demolisci questo per ora. Ok. Qui c'erano impianti chimici. Va bene, lasciamoli lì. Qui hanno fatto un hub di raffinazione. Vabbè, non mi interessa. Ma abbiamo liberato qualcuno della nostra... Sì, abbiamo liberato un po' di bavosi, benissimo.
E anche un po' di altri. Benissimo, benissimo ragazzi. Una bella guerra di liberazione. Guarda che il finale di questa serie è veramente qualcosa di spaventoso. Ripristiniamo i lavori come dovevano essere ripristinati. Ok, perfetto. E basta per ora. Potremmo fare una di queste. Facciamo 2 di queste, dai. Rifugiarsi. I costi di manutenzione sono, ma raddoppia le fiche. Vabbè, ok, non mi interessa. Ok, perfetto ragazzi, abbiamo recuperato un altro sistema. Un altro sistema possibile? Benissimo, sì, perché credo che adesso non sia più loro. Non lo so, non lo so. Qui arrivano. Vediamo un po'. Ok, qui. Ok, perfetto, sono arrivati altri 2. Ok, perfetto. Ok, perfetto, siamo arrivati anche noi. Vediamo cosa hanno fatto loro. Si sono fermati? Scappano i codardi. Va bene che c'è la Starbase. Va bene che c'è la Starbase grossa. Ok. Rimaniamo qua così. Ok, qua andiamo a fare. Mi piacerebbe fare degli ormeggi, però non so se è il caso. Andiamo a fare computer avanzato in puntamento. Non lo so. Andiamo a fare batterie di artiglieria, dai, che siamo sguarniti. E un computer avanzato. E poi fortino. Dagli. Dagli. Ok, tu vai qui a costruire. Ok, lo sono tornati indietro, ma la Starbase dovrebbe tornare a noi, teoricamente, perché noi abbiamo il pianeta. No, rimane a loro. Rimane a loro. Ok, loro sono spostati. 74, mizza. 74 è vera. 40. Sono un po' incazzati, li ho fatti incazzare. Torniamo a casa base, per favore. Li ho fatti veramente incazzare. Qui qui ci sarebbe un altro pianeta da prendere. Allora, non fermiamoci. Liberiamo anche questi. Guardate qua, la popolazione è tutta a liberare questa. E tutte le loro risorse andranno a noi. Benissimo. Continuo a lavorare. È chiaro che qua non siamo messi proprio benissimo. Ok, qua ci sono degli altri. Va bene. Gli altri vermozzi. Voi unitevi. Ok, quindi siamo a 13.033. 33 ci mangiano. Però se questi si unissero, anche qui non è difficilissimo da fare. La flotta è già alla sua piena potenza. No, non è vero. Vabbè, comunque siamo arrivati. Ottimo. Liberiamo anche questi. Ottimo. Non so dove stanno andando. Ah, hanno preso questo portale. Dove li ha portati? No, ok. Non so capire. Sono troppi portali. Non lo possiamo far fuori dei portali. Non possiamo distruggere. Frattura astrale. Dove sono i portali qua? Dovremmo trovare il modo di far fuori i portali, che così li blocchiamo. Non so capire qua dove sia il portale, però. Ah no, la frattura astrale, ok. Però i portali si potranno distruggere in qualche modo. Qui 74.000. Ci attaccano il pianeta. 74.000 e ci attaccano il pianeta. Intanto qui abbiamo iniziato l'invasione. Buono, ce la portiamo a casa anche questa. Buono. Con anche la Starbase. Beh sì, potrebbe essere una soluzione quella di bloccare i blocchi, ma non so se funziona. Ok. Ok, uniamo tutte le flotte. Allora, loro... Ok, loro sono venuti qua in nostra difesa. Va bene, perché hanno visto che qua funziona l'attacco a loro. Allora, prendiamo questi. Pianeta preso. Liberato un altro pianeta. Liberato un altro pianeta. Liberato un altro pianeta. Ripara. Ok. Ripara.
Ok, dai che entrano, incameriamo un po' di roba. Devo far fare questo però. La stazione Sanox prima di far fuori tutto il resto. Qui purtroppo li dobbiamo lasciare bombardare perché non abbiamo alternative. Tu vai qui. Ok. Si è formata una nuova fazione, movimento non interventista. Mamma mia, non vi vergognate, schifosi. Fai non intervenire. I pirati ci sono, signori. I pirati ci sono. I pirati ci sono. Qua, qui gli stanno sfondando. Sì, però non riescono a fare molto per ora. Sono abbastanza in deficit. 74.000, cazzo. 74.000 è troppo grande. The Wild Expanse. Quanto ci difende questa nave qua? 11.000, un cazzo praticamente. Però sono contento, ragazzi, qua sono contento perché siamo riusciti a resistere, perfetto. Ci stiamo prendendo tutte le loro tech. Ottimo. Nessun ordine. No, tu ce lo devi avere l'ordine. Vai qua, costruisci qua. Intanto vedo una 44, non so se è quella di prima, perché mi sono un attimo perso. Insulto a pagante disponibile, insultiamoli. Insultiamo. Non so se è il caso. No, non insultiamo loro, insultiamo questi. Insultiamo questi. Che è più fattibile che insultare loro, direi. Decisamente. Allora, ragazzi, questo video qua mi sta venendo veramente troppo lungo. Dobbiamo attendere. Non so se abbiamo solo 6 anni, forse no, meno in realtà, per chiudere la partita e poi si blocca la partita, o possiamo comunque andare avanti. Però se riusciamo veramente a creare scompiglio in questo modo nella galassia, ragazzi, tanta roba. Gli arbitri non sanno contro chi si sono messi. Bella questa partita, ragazzi. Va bene, grazie per essere rimasti con noi. Ci vediamo al prossimo episodio. Non so più cosa dire. È un'impresa disperata, ma potrei anche dirvi che è un'impresa dispirata. E dopo questa battuta noi ci vediamo ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi, non sto più nella pelle. Ciao.